dopo una settimana qui a allestire Lazarus mi sembra che le cose stiano andando benissimo, siamo meglio di come speravo, quindi No, sì. ma è importante insomma, l'ospitalità per gli allestimenti, anche per spettacoli nuovi, è una pratica che si faceva molto in passato, adesso secondo me è molto interessante recuperarla anche, no? Perché è bello stare anche in città come queste, si sta bene, tranquilli, si lavora Sì. bene molto, Sì. si mangia bene. Si mangia benissimo, si beve meglio. Ho lavorato bene, col teatro sempre a disposizione, insomma, più di così non si poteva domandare. Iniziamo una bella e lunga tournée, sì, tocchiamo città importanti, abbiamo molta curiosità anche noi, no? di riprenderlo. Quest'anno sarà, secondo me, ancora meglio, perché il teatro è sempre così, quando si sedimenta un lavoro, poi quando lo si riprende è sempre meglio. E qua già durante queste prove abbiamo visto che insomma, siamo su un'ottima strada. L'evento si è appena concluso, si è trattato di una serata di cui porteremo il ricordo sicuramente per tanto tempo, e ci ha dato l'opportunità non solo di offrire alla città e a tutta la regione uno spettacolo unico e straordinario, ma ci ha dato anche la possibilità di utilizzare i nostri spazi come luogo di residenza. Ecco, l'idea è quella di aprire le porte dei teatri di ospitalità agli artisti, utilizzando e facendo in modo che questi luoghi non siano soltanto un luogo di incontro tra il prodotto finito e il pubblico, ma siano anche l'opportunità per accogliere gli artisti nella fase di creazione. Ecco, noi abbiamo aperto le porte e speriamo di poter proseguire con altre avventure.